Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Davvero che si vede che oggi, in questa brutta giornata, voi siete stati coraggiosi, complimenti, complimenti. Credo la Chiesa una santa cattolica. Oggi ci fermiamo a riflettere su questa nota della Chiesa. Diciamo cattolica, è la nota della cattolicità. Anzitutto, che cosa significa cattolico? Deriva dal greco, katolon, che vuol dire secondo il tutto, la totalità. In che senso questa totalità si applica alla Chiesa? In che senso noi diciamo che la Chiesa è cattolica? Direi in 3 significati fondamentali. Il primo, la Chiesa è cattolica perché è lo spazio, la casa in cui ci viene annunziata tutta intera la fede, in cui la salvezza che ci ha portato Cristo viene offerta a tutti. La Chiesa ci fa incontrare la misericordia di Dio che ci trasforma perché in essa è presente Gesù Cristo, che le dona la vera confessione di fede, la pienezza nella vita sacramentale, l'autenticità del ministero ordinato. Nella Chiesa ognuno di noi trova quanto è necessario per credere, per vivere da cristiani, per diventare santi, per camminare in ogni luogo, in ogni epoca. Per portare un esempio, possiamo dire che è come nella vita di famiglia. In famiglia a ciascuno di noi è donato tutto ciò che ci permette di crescere, di maturare e di vivere. Non si può crescere da soli, non si può camminare da soli, isolandosi, ma si cammina e si cresce in una comunità, in una famiglia. E così la Chiesa, è così. Nella Chiesa noi possiamo ascoltare la parola di Dio, sicuri che è il messaggio che il Signore ci ha donato. Nella Chiesa possiamo incontrare il Signore nei sacramenti che sono le finestre aperte attraverso le quali ci viene data la luce di Dio, dei ruscelli ai quali attinghiamo la vita stessa di Dio. Nella Chiesa impariamo a vivere la comunione, l'amore che viene da Dio. Ciascuno di noi può chiedersi oggi come vivo io nella Chiesa. Quando io vado a Chiesa è come se io fossi all'estadio, a una partita di calcio, è come se io fossi a cine, no, è un'altra cosa. Come vado io alla Chiesa? Come accolgo i doni che la Chiesa mi offre per crescere, per maturare come cristiano? Partecipo alla vita di comunità o vado alla Chiesa e mi chiudo nei miei problemi, isolandomi d'altro? In questo primo senso la Chiesa è cattolica perché è la casa di tutti. Tutti sono figli della Chiesa e tutti sono in quella casa. Un secondo significato: la Chiesa è cattolica perché è universale, è sparsa in ogni parte del mondo e annuncia il Vangelo ad ogni uomo e ad ogni donna. La Chiesa non è un gruppo di élite, non riguarda solo alcuni. La Chiesa non ha chiusure, è inviata alla totalità delle persone, alla totalità del genere umano. E l'unica Chiesa è presente anche nelle più piccole parti di essa. Ognuno può dire:
nella mia parrocchia è presente la Chiesa Cattolica, perché anche essa è parte della Chiesa universale, anche essa ha la pienezza dei doni di Cristo, la fede, i sacramenti, il ministero, è in comunione con il Vescovo, con il Papa ed è aperta a tutti senza distinzione. La Chiesa non è solo all'ombra del nostro campanile, ma abbraccia una vastità di gente, di popoli che professano la stessa fede, si nutrono della stessa Eucaristia, sono servite dagli stessi pastori. Sentirci in comunione con tutte le chiese, con tutte le comunità cattoliche, piccole o grandi del mondo, è bello quello. E poi sentire che tutti siamo in missione, piccole o grandi comunità, tutti dobbiamo aprire le nostre porte e uscire per il Vangelo. Chiediamoci allora, che cosa faccio io per comunicare agli altri la gioia di incontrare il Signore, la gioia di appartenere alla Chiesa? Annunciare e testimoniare la fede non è un affare dei pochi, riguarda anche a me, a te, a ciascuno di noi. E un terzo e ultimo pensiero. La Chiesa è cattolica perché la casa dell'armonia, dove unità e diversità sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza. Pensiamo all'immagine della sinfonia, che vuol dire accordo, armonia. Diversi strumenti suonano insieme, ognuno mantiene il suo timbro inconfondibile e le caratteristiche di suono si accordano su qualcosa di comune. Poi c'è chi guida, il direttore, e nella sinfonia che viene eseguita tutti suonano insieme in armonia, ma non viene cancellato il timbro di ogni strumento. La peculiarità di ciascuno, anzi, è valorizzato al massimo. È una bella immagine che ci dice che la Chiesa è come una grande orchestra in cui c'è varietà. Non siamo tutti uguali e non dobbiamo essere tutti uguali. Tutti siamo diversi, differenti, ognuno con le proprie qualità. E questo è il bello della Chiesa. Ognuno porta il suo, quello che Dio le ha dato, per arricchire agli altri. Tra i componenti c'è questa diversità, ma è una diversità che non entra in conflitto, non si contrappone. È una varietà che si lascia fondere in armonia dallo Spirito Santo. E Lui è il vero Maestro, e Lui stesso è armonia. E qui chiediamoci, nelle nostre comunità, viviamo l'armonia o litighiamo fra noi? Nella mia comunità parrocchiale, nel mio movimento, dove io sono nella Chiesa, ci sono chiacchiere. Se ci sono chiacchiere non c'è armonia, è lotta. E questa non è la Chiesa. La Chiesa è l'armonia di tutti. Mai chiacchierare uno contro l'altro, mai litigare. Accettiamo all'altro, accettiamo che vi sia una giusta varietà, che questo sia differente, che questo la pensa così, la pensa là, ma nella mesma fede, nella stessa fede si può pensare così. O tendiamo a uniformare tutto, ma l'uniformità uccide la vita. La vita della Chiesa è varietà e quando vogliamo mettere questa uniformità a tutti, uccidiamo
i doni dello Spirito Santo. Preghiamo lo Spirito Santo, che è proprio l'autore di questa unità nella varietà, di questa armonia, perché ci renda sempre più cattolici, cioè in questa Chiesa che è cattolica e universale. Grazie.